Monitoraggio da parte della prefettura di Agrigento per un territorio complesso, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane come Licata, con la convocazione di questo comitato per l'ordine e la sicurezza. Sì, certamente. La convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in un centro diverso dal capoluogo vuole proprio manifestare ai cittadini l'importanza che si dà a una specifica questione o, come in questo caso, in generale a uno specifico territorio. Non è l'unico che faremo, non ci sono problemi solo a Licata, evidentemente. Abbiamo iniziato da Licata, mossi anche dalla giusta sollecitazione del Comune, del Sindaco, il quale ha portato alla nostra attenzione una serie di problematiche anche di microcriminalità che negli ultimi tempi si sono andate acuendo. Tuttavia parleremo ad ampio spettro di diversi problemi e di diversi aspetti. Inoltre voglio far coincidere questa occasione con una mia visita istituzionale al Comune, che si inserisce in un quadro di visite che toccheranno tutti i comuni del territorio, perché è fondamentale rendere evidente, alla politica ma anche al cittadino, che lo Stato è dappertutto, anzi lo Stato viene dai comuni. Lo Stato è il risultato della somma dei comuni e non soltanto un qualcosa di lontano che si va a trovare nel capoluogo o nel capoluogo addirittura della regione. Colto l'appello da parte delle istituzioni, appello arrivato sia dalla Presidenza del Consiglio Comunale ma anche da Palazzo Città, un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica lì. Sì, si sta per svolgere questo importantissimo incontro con al centro dell'attenzione la città di Licata, la sua attuale situazione e il futuro, e la presenza delle istituzioni che avevamo chiesto e abbiamo ottenuto, la presenza delle massime autorità qui presenti a Licata ci consentono di avere un'interlocuzione diretta e immediata, e l'auspicio è quella di individuare delle iniziative concrete che portano a soluzione i problemi che il territorio attualmente sta soffrendo. Strategie che devono necessariamente passare probabilmente anche da un contingente militare maggiore sul territorio. Ma non sono decisioni che competono al sindaco di Licata, ma competono alle autorità che saranno presenti da qui a pochi minuti, e saranno scelte importanti che saranno valutate con la dovuta competenza e con il peso di ogni iniziativa. L'ho lanciato anche dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale nelle scorse settimane, il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Licata, perché come ho sempre detto nelle mie interviste, tutti insieme possiamo raggiungere gli obiettivi. E qual è il nostro obiettivo? Rendere la nostra città bella e togliere un pochino di angosce e paure che negli ultimi giorni si sono registrate. C'è il confronto prima con il prefetto, il comitato provinciale per l'ordine pubblico, e poi il consiglio comunale straordinario proprio per rinnovare l'appello a tutti all'impegno. Sì, alle 12 ci sarà un consiglio comunale in seduta straordinaria proprio per dare il benvenuto a Sua Eccellenza il Prefetto e confrontarci tutti insieme anche con i consiglieri comunali.